Come già detto, siamo a Chiesa Nuova Uzzanese. È la prima delle gare della giornata della bicicletta. Organizza l'Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuova Uzzanese. Si corre in ricordo di Nevio Maionchi, il popolare biondo, per coloro che appunto hanno avuto l'opportunità di conoscere questo autentico sportivo che purtroppo da un paio di anni ci ha lasciato, e gli sportivi di Chiesa Nuova, ma segnatamente soprattutto i fratelli, intendono ogni anno ricordarlo con questa giornata della bicicletta. Siamo al ritrovo di partenza della gara per gli esordienti del primo anno, sono 60 i corridori che fra poco lasceranno la località di partenza dei 65 iscritti. Si gareggia su di un circuito che misura 8 km e 600 metri, uno sguardo alla chiesetta del paese di Chiesa Nuova Uzzanese. Appunto si parte da questa località, la corsa va verso San Salvatore, poi San Piero, Rocconi e nuovamente Chiesa Nuova Uzzanese. Questo circuito va ripetuto per 5 volte. Ci sarà la partenza ufficiosa per quanto riguarda questa categoria da Chiesa Nuova, poi in località Luciani ci sarà la partenza ufficiale. Le formazioni presenti sono l'Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuova Uzzanese, l'Unione Ciclistica Valdelsa Appoggi Bonzi, il Circolo Ricreativo Cintolese, la Santa Croce Bici Forever, il Pozzarello Spina, la Polisportiva Monsumanese ICAD, il Gruppo Sportivo Versilia, l'Unione Sportiva Pozzese, la Società Ciclistica Mage, il Gruppo Sportivo Stabia, l'Unione Sportiva Montecarlo, il Gruppo Sportivo Stefano Bandini Ciclipoli, la Nuova Sfinge, il Gruppo Sportivo San Gimignano. In questo momento vediamo che gli atleti si stanno muovendo. Poi abbiamo il Gruppo Sportivo Tamberi di Uzzano, la Stilmobil Alliende, il Pedale Sarzanese, il Pedale Toscano Ponticino, l'Unione Sportiva Empolese, l'Unione Ciclistica Pontegola, l'Unione Sportiva Bovara di Perugia e il Gruppo Sportivo Cantina Tollo Cicli Masciarelli di Pescara. Queste, ripeto, le società presenti a questa prima manifestazione della giornata. Si parte in una mattinata, direi che al momento per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, soprattutto del caldo, è abbastanza accettabile. Il gruppo sta lasciando Chiesa Nuova Uzzanese. Staremo a vedere l'evolversi della situazione. Ripeto, 5 giri del circuito che vi ho ricordato in precedenza, e quindi il gruppo è alle battute iniziali. Siamo nel corso del secondo giro, è ancora compatto. Come possiamo vedere, questi ragazzini ci stanno veramente dando dentro. Vorrei ricordare che appunto questa manifestazione è organizzata dall'Unione Sportiva Toscogas Chiesa Nuova Uzzanese, con appunto soprattutto Nevio Maionchi, che è veramente il promotore e direi colui che praticamente è un pochino l'anima di questa manifestazione. Vorrei anche ricordarvi, per quanto riguarda la gara degli esordienti del primo anno, nel 1993 la prima edizione vide il successo di Luca Buono davanti ad Antonio Troiani e a Francesco Iadarola, mentre lo scorso anno il successo andò a Fabio Tasselli davanti a Marco Zefferi e a Luca Donnini. Questo, ripeto, per quanto riguarda la gara dell'esordienti primo anno, che naturalmente è giunta alla terza edizione, al pari naturalmente delle altre. Si gareggia su strade veramente ottimali, strade ampie e ben fondo stradale ottimo, quindi praticamente dal punto di vista dell'organizzazione tutto è stato curato nei minimi particolari. Sono numerosissimi anche i premi in palio per questi giovani tredicenni che stanno dando il là alla prima gara della mattinata. Vi ricordo categoria esordienti primo anno. Il gruppo è ancora compatto dopo 2 giri. E siamo ora nel corso del terzo giro, quindi abbiamo superato già metà gara. Infatti vi ricordo sono 5 giri in programma. Vediamo che c'è un allungo in testa alla corsa, è un ragazzino della Stefano Bandini Ciclipoli che guadagna qualche decina di metri. Si tratta di Fabio Orsi, eccolo qua con il dorsale numero 34, con la caratteristica casacca rosso-blu-bianca del Ciclipoli Stefano Bandini, questa società che è una delle più attive del panorama ciclistico lucchese. Eccolo qua Fabio Orsi
che insiste nella propria azione, il vantaggio si volta a controllare, il vantaggio è soltanto di qualche decina di metri, comunque lodevole l'iniziativa di questo ragazzino, lo ricordo, esordiente primo anno, Fabio Orsi, atleta del gruppo sportivo Stefano Bandini Ciclipoli di Lucca, che insiste ancora generosamente, ma come spesso succede in queste categorie gli atleti non hanno poi, dopo lo scatto iniziale, la continuità, la potenza per poter dare seguito all'azione, e quindi probabilmente anche questo tentativo dovrà rientrare di qui a poco, ma sicuramente, ripeto, lodevole l'iniziativa di Fabio Orsi, che si volta ancora a controllare cosa succede alle spalle, cerca di alzarsi nuovamente sui pedali per dare direi nuovo impulso alla propria azione. Eccolo ancora che scatta, vediamo questo giovanissimo esponente della categoria esordienti primo anno. Comunque il gruppo è sempre lì a 50-70 metri e quindi sta continuando l'azione di Fabio Orsi, che si volta però in continuazione a vedere cosa succede alle spalle. Ormai si sta per ultimare il terzo dei 5 giri in programma. Andiamo a vedere in testa al plotone quali sono le squadre maggiormente attive. Vediamo, c'è Luca Sari della Polisportiva Monsumanese ICAD, e poi abbiamo visto Fabiano Bucalossi. Questi due atleti si classificarono ai primi due posti dell'ordine d'arrivo nella gara della domenica precedente a Quarrata. Vediamo anche molto attivi gli atleti della Pozzarello Spinal. Qui c'è un allungo di Piscitelli, vediamo qua con il numero 12 Antonio Piscitelli, che guardate questo ragazzino con quanta grinta cerca di uscire dal plotone che viene messo praticamente in fila, e in questo momento si esaurisce il tentativo di Orsi. Ed eccoci con il gruppo compatto al passaggio dall'abitato di Chiesa Nuova Uzzanese. È un gruppo che però si è notevolmente assottigliato. Vi ricordo, sono stati 60 i corridori che hanno preso il via. La direzione di corsa è affidata a Giovanni Viscusi e a Zampino. Vediamo ancora qua dei concorrenti ritardatari che hanno 35 secondi nei confronti del gruppo di testa. Qui c'è ancora un terzetto che transita a 42 secondi, ma credo che per questi ragazzi un loro eventuale riaggancio sia piuttosto improbabile. Ed eccoci ormai alle battute conclusive, sta per iniziare l'ultimo giro. Vediamo che c'è ancora un allungo in testa alla corsa con il numero 31, si tratta di Alberto Bruno, che cerca di andarsene quando ci stiamo portando in località Zaira. Vediamo il ragazzino dell'Unione Sportiva Montecarlo Rusticanella che cerca di andarsene, ma la sua azione viene prontamente annullata dagli atleti della Polisportiva Monsumanese ICAD. Poi abbiamo visto molto attivi anche gli atleti dell'Empolese nelle posizioni di testa. Comunque il gruppo si è ricomposto, quindi gruppo compatto quando sta. Vediamo ora che c'è un allungo, c'è Enrico Parlanti, atleta della Polisportiva Monsumanese ICAD, che cerca di uscire dal gruppo. Vediamo la sua azione se prenderà consistenza, ma anche in questo caso sono gli atleti dell'Empolese che vanno a chiudere. Ed eccoci nuovamente in testa al plotone con ancora gli uomini Marco Olivares, sempre della Polisportiva Monsumanese ICAD, e poi abbiamo visto ancora gli atleti della Montecarlo, dell'Empolese e poi tutte le altre formazioni rappresentate in questo gruppo che è praticamente ancora al comando. Vediamo ogni tanto c'è qualche sussulto, poi l'andatura torna subito a diminuire, e questa direi è una costante della categoria esordienti, soprattutto esordienti primo anno, che appunto ecco, mentre ora in testa vediamo Luca Lazzerini, atleta della società ciclistica Mage, ma anche in questo caso l'azione non prende consistenza. Vediamo che c'è ancora un atleta della Polisportiva Monsumanese ICAD che va a chiudere questo attacco di Lazzerini. Comunque questi ragazzini stanno veramente onorando l'impegno. Vediamo, abbiamo visto ancora una volta Parlanti che si è portato in testa al gruppo, e quindi ormai fra poco saremo al suono della campana con il gruppo di testa ancora compatto, quindi
probabilmente anche in questo caso assisteremo ad una conclusione allo sprint, cosa che direi avviene quasi costantemente nelle gare della categoria esordienti. Vi ricordo, queste immagini vi giungono da Chiesa Nuova Ozzanese, siamo alla periferia di Chiesina Ozzanese, sulla strada che porta verso Pescia. Ora vediamo che due atleti che erano rimasti leggermente attardati si stanno riaccodando al gruppo di testa. Li abbiamo visti con il numero 42 Lorenzo Sichi del gruppo sportivo Tamberi di Uzzano e con il numero 63 era Andrea Addobbato della Ponte Egola Policolor, quindi gruppo praticamente compatto. All'inizio dell'ultimo giro, suono della campana con il gruppo di una trentina di unità che compone la testa della corsa, ancora compatto, a questo punto 8 km alla conclusione. E mancano 4 km al termine di questa prima gara della giornata della bicicletta, terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria, categoria esordienti primo anno. Il marcamento si sta accentuando, direi, man mano che ci avviciniamo al traguardo. C'è ancora uno scatto in testa al plotone ed è l'irrequieto Enrico Parlanti che ancora una volta cerca di andarsene, ma il gruppo non lascia disco verde a nessuno. Ed eccoci sul rettilineo d'arrivo di Chiesa Nuova Ozzanese, tutto è pronto per assistere alla conclusione della manifestazione. Massimo Capocchi, che ci sta dando le notizie in corsa con la moto, ci dice che il gruppo è ancora compatto ormai a circa 500 metri dal traguardo, quindi fra poco dovremmo veder comparire, ecco la macchina con il direttore di corsa Giovanni Viscusi. È iniziato lo sprint, vediamo davanti una maglia della Pozzarello Spinal, ci sembra di vedere Piscitelli, staremo a vedere Piscitelli infatti che è al comando e va a vincere nettamente davanti a Traversi, Orsi, Tocci, Tinti, Sari, Musetti, Massaro, Lazzerini e Picchi nell'ordine. Quindi vittoria di Antonio Piscitelli, il ragazzino della Pozzarello. La prima gara della giornata è andata ad Antonio Piscitelli del gruppo sportivo Pozzarello Spinal. Allora Antonio, una vittoria direi meritatissima. Innanzitutto raccontami la volata, già a 200 metri eri in testa, ho visto, no? Sì, perché c'era anche Luca Sari e poi c'è uscito anche Tocci, sicché ho voluto stare alla ruota di Tocci, ma non ce l'ho fatta, sicché l'ho partito lunga, insomma, via, e l'ho fatto. Hai vinto alla grande, devo dire, hai alzato addirittura le braccia, no? Senti, cosa si prova a vincere la prima gara, perché è la prima vittoria, no, per te? Insomma, cosa ci trovo, perché dopo tanti piazzamenti una vittoria deve venire. Ora quindi questa vittoria servirà anche per il morale, speri di poterla bissare quanto prima? Più che altro per la vittoria, per la sfortuna di Raffaele, l'ho vinta anche per lui, via. Quindi la dedica a lui, veramente bravo. Senti, la corsa c'è stato diversi tentativi, però come sempre al solito siete arrivati in gruppo. Sempre in gruppo, ho provato io con Luca Sari, però ci hanno ripreso, sicché siamo stati in gruppo compatto tutta la corsa. Quindi una vittoria che hai detto dedica al tuo compagno Raffaele Falzarano. Ora quest'anno speravi di arrivare alla vittoria in questa stagione? Insomma, oggi però me la sentivo nelle gambe, sicché ce l'ho fatta a vincere, via. La volevo dedicare a Falzarano e Raffaele tutta la mia società, che mi hanno sempre convinto a vincere, ce l'ho fatta, via, la grande. Bravo, complimenti. Vogliamo sentire qui qualcuno cosa ci può dire. Questo ragazzino mi sembra la meritava, no? Sì, è un ragazzo che si è impegnato molto, ha fatto molti cambiamenti dall'inizio dell'anno e onestamente se la meritava la vittoria, perché è uno di quelli che si impegna. Domenica scorsa a Quarrata terzo, aveva battuto uno come Pagliaccia, sicché in volata è segno che il ragazzo c'è. Oggi è andata bene, ci si sperava molto noi su Antonio. Bene, complimenti a voi, naturalmente. Ora sperate di far bis? Sì, con Antonio ci si spera. Ora si starà fermi domenica perché è da inizio dell'anno che non hanno fatto mai una giornata di riposo. Domenica staremo fermi, quest'altra domenica, se il tempo, il caldo lo permette, andremo a correre. Consuete operazioni preliminari prima del via. Esordienti secondo anno, si gareggia ancora naturalmente per il terzo trofeo Maionchi Nevio alla memoria. L'organizzazione è curata dall'Unione Sportiva Toscogas Chiesa Nuova Uzzanese. Sono stati 79 gli atleti iscritti, sono 71 i partenti, quindi anche in questo caso un successo di adesioni veramente direi notevole. È presente fra l'altro anche il campione toscano Andrea Catalani, rappresentante della Daver. Qui vediamo il sindaco di Chiesina Uzzanese che in questo momento ha abbassato, il neo sindaco Arbi ha abbassato
la bandierina ai 71 atleti che prendono il via in questo momento, via ufficiale. Si gareggia sullo stesso circuito che hanno percorso in precedenza gli esordienti del primo anno, cioè Chiesa Nuova Ozzanese, San Salvatore, Luciani, San Piero, Rocconi, Chiesa Nuova Ozzanese. Questo circuito va ripetuto 4 volte, dopodiché in località San Salvatore si volterà a sinistra, ci porteremo verso Marginone e di qui i concorrenti andranno ad affrontare la salita di Monte Carlo, poi discesa su San Piero, Rocconi, Chiesa Nuova Ozzanese, dove ci sarà la conclusione della manifestazione. Sono 47 i chilometri in programma con l'ascesa di Monte Carlo, quindi una gara attesissima da tutti i partecipanti. Con le immagini siamo al secondo giro e forse proprio lo spauracchio del Monte Carlo sta convincendo gli atleti a prendersela abbastanza comoda. Fino a questo momento non ci sono stati tentativi di fuga da segnalare, 15 km se ne sono già andati. Vorrei ricordare velocemente le formazioni che sono presenti a questa manifestazione: l'Unione Ciclistica Valdelsa di Poggi Bonzi, la Santa Croce Bici Forever, la Pozzarello, la Polisportiva Monsumanese, il Gruppo Sportivo Versilia, l'Unione Sportiva Pozzese, la Mage, l'Unione Sportiva Monte Carlo, la Mamma Fanini 2L, la Ciclipoli Restaura Barzotti. Poi abbiamo la Nuova Sfinge, la Stilmobil, il Gruppo Sportivo Montenero, il Pedale Sarzanese, l'Unione Ciclistica Pontegola, l'Unione Sportiva Pontassieve, la Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, il Gruppo Sportivo Ponte Buggianese, il Pedale Toscano di Ponticino di Arezzo, l'Unione Sportiva San Cascianese, Lando Vinicio Giusfredi di Vangile, il Gruppo Sportivo Daver di Pontedera, l'Unione Sportiva Empolese e l'Unione Sportiva Bovara di Perugia. Con le immagini siamo nel corso del terzo giro, c'è un tentativo in testa alla corsa, vediamo Cosma Rustighi, atleta dell'Unione Sportiva Pozzese, che indossa il dorsale numero 24, ha guadagnato una settantina di metri sul gruppo, sembra intenzionato a proseguire in questo attacco, è il primo di una certa consistenza, se così lo possiamo definire, della giornata. Fino a questo momento non ci sono state note di cronaca, vediamo che il vantaggio di Rustighi sembra leggermente aumentare, ma il gruppo in questo momento ci sembra intenzionato ad aprirla la caccia al solitario battistrada. Per quanto riguarda l'Albo d'Oro della categoria esordienti, nel 1993 la prima edizione fu vinta da Luca Mariani del Gruppo Sportivo Pozzarello, davanti a Francesco Parlanti della Polisportiva Monsumanese e a Claudio Fussei del Gruppo Sportivo Montenero. Lo scorso anno, infine, il successo andò a Emanuele Mori dell'Unione Ciclistica Empolese davanti a Michele Corsi del Pedale Sarzanese, al terzo posto Andrea Baccani del Gruppo Sportivo Itala. Si sono esauriti i 4 giri pianeggianti, il gruppo è ancora compatto all'inizio della salita di Monte Carlo. Fino a questo momento la gara non ha espresso assolutamente nulla di particolarmente interessante ed era d'altra parte lecito attendersi un comportamento tattico fino a questo momento, come hanno tenuto i concorrenti. Ora praticamente saremo probabilmente al momento della verità. Vediamo gli atleti della Polisportiva Monsumanese ICAD e della Bici Forever di Santa Croce sull'Arno nelle posizioni di testa, poi anche gli atleti della Daver. La giornata comincia ad essere caldissima e, come possiamo vedere, i ragazzi stanno continuamente chiedendo acqua ai numerosi sportivi presenti. Si sta salendo con un passo piuttosto spedito, fino a questo momento non ci sono stati attacchi in testa alla corsa. Vediamo gli atleti, come già ricordato, della Polisportiva Monsumanese ICAD Adesivi che stanno facendo il treno. Già diversi concorrenti li vediamo sullo sfondo del teleschermo, stanno perdendo contatto dal gruppo di testa, quindi sta avvenendo una selezione naturale. Tutti i più forti sono davanti. Vediamo sulla destra c'è un atleta che sta allungando alto sui pedali, è il campione toscano, eccolo qua, Andrea Catelani, attacca Andrea Catelani, gli altri restano sui pedali, attacco deciso del campione toscano, eccolo qua il ragazzo della Daver calzaturificio
con il dorsale numero 72, ha già guadagnato 50 metri. Vediamo gli atleti della Polisportiva Mille Luci e della Bici Forever Santa Croce che cercano di parare il colpo portato da Andrea Catelani, un ragazzo fra i più forti, non solo direi a livello regionale, ma credo sia da considerare anche fra i più forti a livello nazionale. Eccolo qua, mani alte sul manubrio, sta spingendo un buon rapporto, si volta a controllare l'evolversi della situazione, mi sembra che il suo vantaggio stia aumentando, lo lasciamo sfilare, eccoci qua, 13 secondi, c'è un drappello di 6-7 atleti e c'è un altro atleta della Daver che cerca di uscire, eccolo qua, Michele Bozzoli se ne va, quindi gli atleti del presidente Susini stanno veramente uscendo prepotentemente alla ribalta dopo l'attacco perentorio di Andrea Catalani. È ora Michele Bozzoli che ha piantato in asso gli inseguitori e si lancia all'inseguimento del compagno di squadra. Eccolo qua, anche questo è un ragazzo fra i più validi a livello nazionale, dorsale numero 73, vediamo che sullo sfondo c'è Andrea Catalani, ad una cinquantina, 70 metri c'è Michele Bozzoli, quindi sono due atleti del calzatorificio Daver di Pontedera all'attacco, gli altri mi sembrano in chiara difficoltà, c'è un gruppetto di 6-7 unità, ma vediamo che ha un altro passo rispetto agli due atleti che comandano la corsa. Vi ricordo, stiamo seguendo il terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria, inserito nella giornata della bicicletta che è in corso di svolgimento con partenza e arrivo a Chiesa Nuova Ozzanese. Eccoci al culmine del Gran Premio della Montagna di Montecarlo, ha scollinato per primo Andrea Catalani, ad una ottantina di metri c'è Michele Bozzoli, ora inizia la discesa. Il Radio Informazioni Massimo Capocchi ci dice che dietro hanno 18 secondi da Catelani, quindi un gruppetto di 5-6 unità ha scollinato a 18 secondi, quindi è una situazione ancora direi suscettibile di variazioni, ma naturalmente i due atleti che si trovano all'attacco sono fra i più forti, come ho già ricordato in precedenza, e credo che sia piuttosto problematico il riaggancio per gli inseguitori. Vediamo qua Michele Bozzoli, posizione aerodinamica, lo stiamo seguendo lungo la discesa che ci porterà in località Luciani. Ed eccoci appunto al termine della discesa, stiamo ancora seguendo Michele Bozzoli che ormai ha nel mirino il compagno di squadra che sta rallentando, quindi praticamente quando ci stiamo portando verso San Piero possiamo dire al comando due atleti, anche se al momento sono ancora divisi da una quarantina di metri, ma vediamo che Catelani e Bozzoli stanno per direi unirsi, ed eccoci qua che a circa 150 metri mi sembra che stiano leggermente recuperando, ci sono 4-5 atleti, ecco li vediamo che stanno arrivando, vediamo che ci sono dentro Arzilli, poi vediamo Giannoni, eccoli qua, due atleti della Bici Forever Santa Croce con il dorsale numero 27, vediamo Trefoloni, poi abbiamo visto due atleti della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, esattamente Filippo Bonechi e Emanuele Bindi, quindi questi 5 atleti hanno 15 secondi di ritardo, poi a 23 secondi un tandem composto da Igor Tommei e Alberto Ferretti. Eccoli qua, il primo della Giusfredi di Vangile, il secondo della Polisportiva Monsummanese Icad. Questa è la situazione quando siamo in località San Piero, quindi al comando un tandem composto da Andrea Catelani e Michele Bozzoli. Ad una quindicina di secondi ci sono Arzilli, Giannoni, Trefoloni, Bindi e Bonechi, che precedono a loro volta di un centinaio di metri, forse meno, li vediamo infatti sullo sfondo, sono circa 70-80 metri, dicevo, precedono Tommei e Ferretti. Gli altri a questo punto sono ormai irrimediabilmente, direi, fuori gara. Ed eccoci praticamente a 3 chilometri dalla conclusione con i 5 inseguitori, ma come possiamo vedere non c'è molto accordo. È Trefoloni che in questo momento sta cercando di vivacizzare l'andatura,
il ragazzo della Mage, poi vediamo gli atleti della Bici Forever Santa Croce, gli atleti della Polisportiva Mille Luci e poi c'è il tandem composto da Tommei e Ferretti. Ma come possiamo vedere non c'è molto accordo e probabilmente non ci sono nemmeno le energie per organizzare un inseguimento. Siamo a meno di 3 km dalla conclusione. 1500 metri al termine, vediamo che Catelani e Bozzoli si danno la mano. Non sappiamo cosa significhi questo gesto, ma probabilmente in questo momento viene deciso fra loro chi sarà il vincitore di questo terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria. Ormai poco più di 1 chilometro alla conclusione, i due stanno aumentando, il vantaggio è di 28 secondi in questo momento e credo di poter dire che sicuramente ormai sono imprendibili. Ultimi 1000 metri per il campione toscano della categoria esordienti secondo anno Andrea Catelani e per il suo compagno di squadra Michele Bozzoli. I due si stanno regolarmente dando il cambio, sono due atleti anche dal punto di vista direi della stazza fisica simili, quindi non ognuno di loro fa il proprio turno. Li vediamo ormai si stanno rendendo conto di avercela fatta, sono a circa 700 metri dalla conclusione e quindi sicuramente il nome del vincitore di questa seconda gara della giornata uscirà da questo tandem e probabilmente, ecco che vediamo Catelani sta chiedendo al nostro autista il vantaggio, ormai è un vantaggio incolmabile per gli inseguitori, quindi a questo punto resta solo da vedere quale sarà la conclusione, se uno dei due lascerà campo aperto al compagno di squadra. Ormai siamo a circa 250 metri dalla conclusione, i due si appaiano, stanno ancora parlando, sono le immagini di quando la gara viene dominata da degli atleti della stessa società. Eccoli qua sulla destra del teleschermo in maglia biancorossa di campione toscano Andrea Catelani ed ecco i due si danno nuovamente la mano e vediamo che Catelani lascia disco verde a Michele Bozzoli, quindi è Michele Bozzoli che andrà a conquistare il successo, in questo momento taglia il traguardo e va a vincere davanti ad Andrea Catelani, quindi è in plane del gruppo sportivo Daver che si conferma formazione veramente direi quasi imbattibile. Inizia lo sprint per la terza posizione, siamo a 30 secondi ormai, c'è Emanuele Bindi che va a conquistare la terza posizione davanti a Lenzi, Bonechi, Trefoloni, Arsilli, Tommei, Giannoni e Pagni nell'ordine. E siamo con i due dominatori della gara degli esordienti secondo anno, Michele Bozzoli e Catelani, il campione toscano. Ha vinto Michele, ma devo dire hanno vinto tutti e due, credo, Michele, no? Sì, ha vinto la squadra più che altro. È stato un accordo d'amici così, non c'è problema. È stata dura e faticosa. Senti, sul Monte Carlo ha attaccato prima Catelani, poi dopo sei andato via tu, era concertato quell'attacco? Sì, più che altro è di carattere perché lui ha più l'iniziativa di andare via, lui non ha paura sulle salite, è un buon scalatore, sicché io sono andato a riprenderlo per aiutarlo anche un po' sui rettilini e poi dopo ci siamo accordati finalmente. Così. Per te la vittoria numero? E questa è la sesta vittoria. Quindi una stagione mi sembra veramente positiva, no? Sì, è una stagione veramente positiva, cerco di continuare così. Speri di incrementare il tuo bottino personale di qui al termine? Sì. Auguri. Allora poi sentiremo anche dopo Susini. Allora Catelani, un bel gesto da parte tua, vi siete dati la mano a 1,5 chilometri dal traguardo, lì avete sancito il patto di chi doveva vincere? No, sapevo già che oggi doveva vincere Michele. All'ultimo chilometro non avevo detto se si poteva fare questo gesto, siamo arrivati, si è fatto per cambiare un po', diciamo. È stato veramente un gesto significativo, comunque sei andato fortissimo, hai attaccato sul Monte Carlo, sei andato via veramente alla grande. Sì, sono stato coperto i primi giri bassi, poi sul Monte Carlo sapevo già di attaccare, sono andato via, poi mi hanno detto che dietro c'era Michele, a 4 km lo chiamavo, l'ho aspettato e poi sono andati insieme. Una stagione per voi veramente trionfale. Sì, con questo sono già 19 vittorie su 21 corse. E ora bisogna arrivare a 20 domenica. Sì, si spera. Quindi ti faccio tanti auguri per te. Quante vittorie hai ottenuto quest'anno? Per ora ne ho ottenute 7. 7, mi sembra già la maglia di campione toscano. E l'anno prossimo? Ma non lo so ancora, bisogna pensarci. Comunque passerai il Lievo e con questo bisogna pensarci, che vorrebbe dire? Si guarderà cosa si può fare.
Ho capito, è piuttosto diplomatico. Allora devo dire che questi ragazzi ti stanno regalando una grossissima soddisfazione. E quello che volevo dire io lo stanno dicendo loro. È un'emozione immensa, come sto sempre ripetendo le stesse cose. Purtroppo, come sapete, sono ragazzi, questo lo dimostrano anche in corsa, si trovano d'accordo, è un'ottima squadra fiatata e dal primo 5 stagioni, dall'apertura che abbiamo vinto una gara, non c'è mai stata una parola tra ragazzi. Io più di questo lo posso dire, sono felicissimo e sono tutti figlioli. Ecco, io devo dirti questo, all'inizio della stagione qualcuno diceva la Daver con tutti quei galli nel pollaio probabilmente, e invece... Esatto, quello che mi stai dicendo Moreno, c'è sempre qualcosa, vedi. Purtroppo io sono riuscito a tenerli tutti insieme perché per me ed è un bel regalo andare avanti così. Le vittorie sono venute, però la cosa più bella che ho è quello di stare così tutti uniti.